Ciao! Ciao, Nome, Elisa, cognome, Campigotto, quanti anni hai? 22, Professione, studentessa, cosa studi? studio storia dell'arte e mi sto laureando all'Università Ca' Foscari di Venezia. 3 aggettivi per definirti. Sono solare, divertente e sensibile. A quale grande voce ti ispiri? Mi ispiro alle grandi voci italiane, in particolar modo Lucio Dalla, Lucio Battisti, Mina, anche se ultimamente sto approfondendo il mondo del canto flamenco e in particolar modo mi interesso alle evoluzioni del flamenco dallo stile tradizionale al pop attuale. Infatti Rosalía è un'altra grande voce a cui mi ispiro e mi piace molto perché unisce il flamenco tradizionale al pop e questa cosa mi incuriosisce molto. Inoltre il flamenco sarà anche l'argomento della mia tesi. Che cosa ti spinge a studiare canto? Per me il canto, insieme all'arte e alla letteratura, sono ciò che più innalza l'animo umano. È quasi come fossero una preghiera e il canto mi aiuta moltissimo a conoscere me stessa ed è una vera e propria cura. Mi emoziona molto quando si crea quel qualcosa di speciale tra le persone, quando si fa musica insieme e devo dire che mi commuove molto. Come hai conosciuto Art Voice Academy? Ho conosciuto Art Voice attraverso i concerti del maestro Diego Basso nel nostro territorio e grazie insomma al grandissimo supporto della mia famiglia ho deciso di iniziare il percorso formativo in Art Voice. Frequento il primo anno accademico. Descrivici in poche parole Art Voice Academy. Art Voice è innanzitutto un luogo di crescita. Noi ragazzi siamo affiancati da un team di insegnanti che ci aiuta a capire quali sono i nostri limiti e ci sprona a superarli, mettendo in gioco le piene potenzialità della nostra voce. Tra di noi ragazzi stessi c'è un bellissimo clima di condivisione che ci aiuta ad aprirci l'un l'altro, a consigliarci e a spronarci come se fossimo dei professionisti. Quali opportunità ti dà Art Voice Academy? Art Voice Academy mi dà l'opportunità di cantare non solo su palchi del nostro territorio, come per esempio quello del Teatro Accademico di Castelfranco, per il nostro evento natalizio Art Voice Christmas Song, ma mi dà l'opportunità anche di cantare su palchi a livello nazionale, come per esempio quello dell'Arena di Verona, di Cinecittà o della Sala Nervi, per la nostra collaborazione con lo spettacolo del Natale in Vaticano. Com'è cantare con un'orchestra? Cantare con un'orchestra è un'esperienza magica. Per poterlo fare è necessario mettersi in ascolto per ascoltare tutti gli elementi attorno a te e infatti ringrazio moltissimo il maestro Diego Basso perché mi dà l'opportunità di lavorare con artisti e professionisti di alto livello. Ti va di farci ascoltare qualcosa? Certo, Che brano ci fai ascoltare? vi farò ascoltare un brano in spagnolo intitolato Soledad y el mar di Natalia Lafourcade. Perché hai scelto questo brano? Ho scelto questo brano perché sono molto affezionata alla Spagna e all'Andalusia. La delicatezza e la dolcezza di questo brano mi ricorda il sole, il mare e l'amore della terra andalusa, al quale sono molto affezionata e che mi manca moltissimo dalla mia esperienza di studio in Spagna dell'anno scorso. Saluta! Ciao! En el canto de las olas encontré un rubor de luz. Por un canto de gaviotas supe que ahí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió.
dice adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrir. Voy a navegar en tu cuerpo azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me cante el mar, un bolero de soledad, que me cante el mar, que ando sola con soledad, que me cante el mar, un bolero de soledad, que me cante el mar, que ando sola con soledad.